Buongiorno Italia, i sloveni qua da Drio gli parcheggia in tel carico e scarico, cioè anche tu magari sei nuovo, se vai in un'area camper che è pieno, non è che sei obbligato a stare dentro l'area camper, cioè l'area camper è un'area comoda per servizi eccetera, ma guarda qua in banda da qua, che si parcheggi, cioè senza disturbare, nel senso senza bloccare il passaggio, ti metti bene e ti metti in un parcheggio, hai sempre un veicolo. Ok? Come che andassi in giro col furgone del lavoro, capisce, per la legge. CP, queste sono tue, perché ti si furlana, magari non tutti lo sanno, sì, perché te si sustega, sempre sbaruffante, perché te si furlana, Dio caro. Il mio è un mezzo lavoro, diciamo, itinerante, nel senso che ora potevo stare qua una settimana, ho già detto a Alessia che sto una settimana di bici e lavoro, in quanto avevo un sito grande da fare di uno studio medico, ma e va bene, fin qua va bene. Poi però mi chiamano 2 clienti di Jesolo, devo passare da loro, e io ho capito che io posso anche posporre, arrivare dopo, però sai, questo è pericoloso, questo è un consiglio che ti do, e vale per tutti i lavori, qualsiasi lavoro, che sia meccanico, che qualsiasi. Se tu dici no, uno lo posponi avanti e l'altro magari nel frattempo trova un altro, si trova bene, oppure anche semplicemente che altro che sta simpatico e fa amicizia, perché guarda che sei bastardo al mondo del commercio. Io quando lavoravo in una grande azienda, una delle tecniche, delle regole principali era fare amicizia col cliente, hai capito? Perché bisognava giocare sulle emozioni, è un mondo difficile, è un mondo bastardo, ragazzo. E quindi rischi di perderti la tua cerchia di clienti, hai capito? Quindi io sì, adesso vediamo, volevo visitare tanto Gradisca di Sonzo, perché c'erano anche tanti fortini, sai, da girare in bici, quelle cose lì, non lo so, cioè capisci, non uscirmene, però mi raccomando, te prego, con quella che a vita è una, che a libertà, ischei eccetera, perché approvo, ovviamente sono io che predico sta roba, però fino a un certo punto senza skei di libertà resta solo che a fantasia, hai capito? E non si vive di fantasia, non ci si diverte più di tanto con la fantasia, e vuole anche la realtà. Quindi se vuoi andare in giro, fare ste robe, mettere il gasolio dentro al camper, perché il camper non consuma mia come una smart, e consuma il triplo di una smart, e bisogna lavorare, quindi bisogna stare attenti al lavoro, trattare bene il lavoro, perché è il lavoro che ti fa fare van life, manco nel mio caso dopo. Sì, alla fine l'area camper di Palmanova, intesa come proprio area camper con i servizi, quindi con colonnina, è dotata di 2 posti, quello lì dove ci sono gli sloveni e lo scarico, cioè si sono messi sopra dove la gente va a scaricare la cacca, quindi se uno deve scaricare ci sono loro sopra. E i nostri amici tu sono un altro stallo, effettivamente è vero, però non ha la corrente. In ogni caso, come loro, è un po' anche come Singano, portati via sempre una prolunga o un cavo molto lungo, perché non è che sempre trovi la colonnina davanti al camper, hai capito? Ehi Siri! Ah, non funziona quando registri il video, perché usa il Siri dell'iPhone, che poi manda i comandi a lui, cioè gli dici scrivi all'Alessia, lui ti dice so che se tu usi WhatsApp uso quello, e tu gli detti cosa scrivere, è bello, cioè è simpatico, puoi anche rispondere tutto con la voce. Sì, lo fai anche con l'iPhone, però qua è ancora più facilitato, è sempre iPhone, per carità, si chiama Apple Car, là, che cazzo è? Area camper di Gradisca di Sonzo. In quest'area camper, ragazzo, non so se ti ricordi, c'ero già stato durante il viaggio nei Balcani, è stata la prima tappa che è stata fatta. Si è anche dormito qua, mi pare, sì, per riposarsi, spesa e riposo, e poi si è partiti. Andiamo a prendere un po' di freddo. Però braghe da snowboard, queste maglie vabbè sono più per estetica, il K-Way che consiglio sempre a tutti, ok, da tenere sotto, e il resto maglie di lana. Stiamo avvicinando nel centro di San Canzian di Sonzo, è a 10 minuti a piedi dall'area camper, centro storico. Bella la passeggiata lungo il fiume, bello, molto bello, Tu mi dirai, peccato un po' per la giornata, beh, oddio, si sta bene, Ma guarda, il castello
fu costruito dai Crochet, dagli austriaci nel 1546, però sopra un'antica struttura veneta, quindi insomma sta quasi una casa veneta crucchizzata. Wow! E qui, se non sbaglio, dovremmo andare, esatto, letteralmente in riva a un fiume. Maronna, aspetta, qua c'è un fosso, esatto, singano qua piano dentro, vedi tu, se no dovevo andare dopo il fosso, fa il giro. No, anche attraversando finisce. Finiamo qua, e per andare nell'altra sponda è un po' umido, ok? Andiamo via da dentro, da qua invece niente, purtroppo è un po' allagatino, che peccato. Ti porto a vedere cosa puoi fare attorno all'area camper di Gradisca di Sonzo. C'è anche un campo da basket, mi sono fatto la mappa personale anche dei campi da basket. Praticamente su Google Maps ti puoi salvare i punti, e adesso con le nuove versioni per telefono, per smartphone, ti puoi mettere anche le icone. Quindi io ho quelli dell'acqua, quello delle colonnine, quello dei parcheggi camper e anche quello dei campi da basket con l'icona del pallone da basket. Però è tanto utile segnarsi i punti su Google Maps, intendo. Lascia che il tuo passaggio resti poesia. Ok, dovuto andare poi tardi. Qua io direi di qua, ragazzo. Se non sei come i pelandroni dei miei amici e adori l'attività fisica, qui troverai tantissime bellissime stradine in mezzo ai campi, lungo il fiume, piene di parchi, da sfogarti in bicicletta o anche a piedi. Insomma, questo fa una bella camminata. Scegli se su o giù per l'argine, dimenticati il discorso che col sole sarebbe più bello, eccetera, perché altrimenti non fai mai niente. Cioè, durante l'inverno cosa fai? Hai capito? Sempre in montagna in te neve, per carità, se ti piace sciare, ok, o fare ciaspolate, eccetera, ma se no, cosa va tu fare in mezzo a neve, in bacucà dentro al camper? Non ha senso, Dio buono. Quindi, ciappi e impari a goderti anche sta roba, impari a goderti la nebbia. E manco parlo poi qui del nord Italia, impari a apprezzare anche la nebbia come un altro, come si dice, appena i cacche di Cerbiatti, come un altro, come un'altra stagione, insomma. Vestiti con colori sgarzanti, perché purtroppo che sei cacciatori è una cosa alla quale io sono parecchio contrario. Oltre, vabbè, per carità, ma neanche tanto, all'etica delle bestie non ha senso, perché dopo vado al supermercato, mi mangio quelle ammazzate dagli altri, non ha il minimo senso, ok? Però per me il fatto che ci sia gente armata che va in giro a sparare in posti dove in teoria non dovrebbe esserci nessuno, ma in pratica ovviamente che va l'escursionista o quello che vuole farsi la passeggiata lunga o quello con mountain bike, eccetera, e sono pericoli seri. Mettete ganca e il cane smuasto qua e pensa che è una bestia selvatica, un cinghialetto che spara e te coppa il can. Ma sai quanti? Ripeto, la metto giù sotto un'altra forma per chi non l'avesse capita. Io sarei contrario alla caccia anche se sparassero degli animali di polistirolo, perché tu cazzo sei una persona armata, cazzo che va in giro armata con un'arma vera a sparare. Certo che, premesso che gli altri hanno ragione ed io ho torto marcio, bisogna fare questa premessa, altrimenti non si capisce quando io parlo, ok? Allora, premesso questo, tienitelo benissimo a mente, che gli altri hanno ragione e io ho torto. Non riesco a capire come mai d'inverno tutti scappano, cercano il mare, cercano l'estate, no? E d'estate è il contrario, d'estate invece di stare al mare, eccetera, va in montagna. Io sta roba non la capisco, cioè non dico che è sbagliata assolutamente, perché abbiamo premesso che gli altri hanno ragione e io ho torto, però ti voglio dire, cioè ti voglio raccontare cosa succede dentro la mia testa, dentro le mie giornate, no? Dentro il mio modo di vivere. Nel mio modo di vivere sta roba qua è assurda. Cioè, tipo io adesso, cioè già l'essere andato a Barcellona, ho detto porca puttana, c'erano 20 gradi, ho detto che merda, non vedevo l'ora di tornare indietro e godermi l'inverno, perché poi finisce, poi arriva il caldo merda, hai capito? No, non lo so, nella mia mente funziona così. Però vedi, in questi casi, quando trovi questi contrasti, no? Perché assolutamente nulla di importante, sono sciocchezze, però sono curiose, sono sciocchezze molto curiose. Quando trovi queste sciocchezze curiose ti conviene startene zitto, perché sennò insomma tiri su antipatie, tiri su battibecchi, no?
Quindi questa cosa, ragazzo, l'ho voluta raccontare così qua, solo per dire ma guarda un po' che strana la psiche umana, e che strani i contrasti, le differenze fra le varie menti umane o abitudini, probabilmente abitudini che hanno istradato le menti umane a pensare in maniera diversa, no? Sai cosa mi piacerebbe tanto? Allora, anche qua dobbiamo premettere una cosa. Allora, premettiamo che io sono pienamente favorevole a raccogliere le cacche dei cani, perlomeno nei luoghi pubblici, tipo qua assolutamente no, però dove ci sono marciapiedi eccetera assolutamente sì, cioè che schifo vedere le merde dei cani in giro, e ci sta, ok? Premesso questo, cioè fissalo un po' come quando fissi i messaggi WhatsApp, no? Io veramente sognerei tanto di trovarmi in una giornata dove, sai, quando passano, non so, la polizia a cavallo, piuttosto che i ricchi col cavallo a noleggio o il cavallo suo che vanno a fare la passeggiata in centro, no? Che lasciano questi quintali di cacca, no? Adesso sto esagerando, queste belle boazzone di feci di cavallo, no? E non le raccolgono, vanno avanti. Ok, e fin qua è normalissimo, no? Almeno da noi al nord Italia, dopo in giro non lo so, ma da noi è normalissimo. Pensa che figata se un giorno passo io il CP vicino a questa fece con la gente che sta camminando, ok? E il CP ci caga in parte. No, cioè questa è una cosa che io veramente desidero tanto, cioè vorrei vedere le facce della gente o cosa succede se io non la raccolgo, cioè cosa dice la gente, ma proprio con la cacca a 5 centimetri di distanza da quella del cavallo, capisci? Cioè io sta roba me la sogno quasi di notte, cioè proprio ci terrei tantissimo a fare sta roba. In ogni caso, ragazzo, rispetta sempre le scelte e i gusti degli altri, come magari gli altri rispettano le tue. Tipo, per me fare ste robe qui sono cose bellissime, fantastiche, è un'ambientazione che a me eccita tantissimo, soprattutto con l'e-bike, con la bici, ma scherziamo. Agli altri però magari può far schifo, ok? E se a loro fa schifo non è che devo obbligarli a fargli piacere sta roba qua, come ogni tanto fanno i miei amici con i loro posti, hai capito? Se a me non piace, cazzo, cioè se uno ha gusti diversi, quindi anche tu impara a capire sta roba e rispettare appunto il proprio. Oh, io ciacolo, ma vai che è bello lungo il giro dell'Argine dell'Isonzo, cioè adesso non so quanti decine di chilometri dura, però te la godi, ragazzo, eccola, guarda che ben, un sogno, ragazzo, per me, se no andiamo fuori tema col video, per me questo è un sogno. Entra nella mia testa, so che è difficile, a me piace andare per tanti chilometri dentro boschi e cose simili. No, ma voglio andare a fondo a questo discorso, nel senso che voglio fare un video bello, completo, che possa essere d'aiuto a molti, ok? Un video sui gusti degli altri. Pertanto l'occasione mi è gradita per aggiungere due importantissimi esempi che ogni tanto faccio anche ai miei amici. Allora, prendiamo ad esempio il Giacomino. Il Giacomino adora i broccoli. Per me, io credo che forse no, l'unico cibo che non mangio, no, però è uno degli unici cibi che non mangio, cioè i broccoli sono una cosa schifosa, ma persino al tatto come consistenza, cioè proprio una cosa vomitevole il broccolo per me. Oggettivamente invece è una crucifera tra le più importanti del mondo, cioè la verdura proprio più importante, più salutare che ci sia il broccolo. Ok, ma vabbè, quello è un altro discorso, è un piccolo fuori onda, diciamo, una piccola apostrofo, parentesi che ho voluto mettere. Allora sto Giacomo, lui va matto per sti broccoli e non capisce come mai a me non piacciono i broccoli. Cioè dice, ma quello è deficiente, cioè è di gusti di merda a non farsi piacere i broccoli. Contemporaneamente io penso la stessa cosa di lui, dico, ma questo è scemo, come fa a apprezzare i broccoli? E contemporaneamente schifa le capesante. Cioè, le capesante, come si fa a non mangiare le capesante? Cioè come si fa? E vedi, e lui contemporaneamente dice, ma come fa questo a mangiare le capesante che fanno schifo, cioè a lui fanno schifo, cioè capisci il gioco qual è, ok? Poi un altro esempio che uso spesso è che noi abbiamo un amico omosessuale e lui va matto per il pene, ma io no, cioè quindi dentro la sua testa dice, madonna, ma come fanno sti qua a andare dietro a sta roba slimegosa che ogni tanto pussa da freschin, e noi pensiamo alla stessa roba di lui, cioè come fa? È impensabile che a uno che piace il pene, cioè hai capito?
E prova a immaginare quando tu forzi qualcuno a farti piacere i tuoi gusti, o comunque quando vieni forzato, che insomma è una cosa che succede spesso a me. È come se io andassi in giro con questo amico omosessuale e questo insiste a farmi provare il pene, dire che il pene è bellissimo e la figa fa schifo. E prova a immaginarti come mi sento io, cioè no, Dio caro, cioè ciappati il pene, se a me non piace perché devo ciappare il pene? È uguale i posti che visita Singano, no? Spero ragazzo che questo video ti sia utile, perché a me lo sarà quando verranno fuori questi discorsi nella vita reale, invece star là a rompermi i coglioni e spiegare ogni volta tutta sta solfa, sta manfrina. Ciappo il link, magari metterò qualche tag, qualcosa in il titolo, tipo i gusti personali o rispettare i gusti degli altri, robe del genere, in modo tale che cerco su YouTube sta roba, la trovo e la condivido e mi risparmio 10 minuti di discorso ogni volta. Incredibile, questo c'è una casa in mezzo a niente, ecco perché c'è scritto proprietà privata. Vedi, sempre tornando al discorso dei gusti, io mai e poi mai mi farei una casa così isolato, cioè in teoria è bello, ma dopo a lungo andare è solo una rottura di cazzo, per me. Quindi vedi, anche là c'è tanta gente che sogna la casa isolata su in montagna, in il cucuzzo, però tieni conto che c'è anche a chi non può piacere sta roba, quindi non è che è bello andare a vivere isolati, è bello per qualcuno. Ok, credo che per oggi ho dato, anche perché adesso inizia a riempirsi di ghiaccio un po' dappertutto e sì, non vorrei fosse fondo che mi impaltano là e dopo mi bagno le scarpe. Ogni ho scritto mona in fronte, no, ho qualcosa da dimostrare a qualcuno che goda far guadi, andare a impaltanarmi eccetera, no, neanche a me stesso, soprattutto neanche a me stesso. L'unica cosa che devo dimostrare a me stesso è l'essere in grado di mantenere il massimo comfort e felicità. Questa regola epicurea, così riassunta dal Singano mentre che va in bicicletta lungo il fiume. Fuck! Porco! Perdonami Alessia. Dai. Questa ragazzo è la seconda volta in vita mia che l'AirTag mi è tornato utile, ne ho attaccato uno anche alle chiavi e niente, non trovo le chiavi del camper, segna che sono qua dentro, quindi se che le ho buttate a lavare insieme a qualche paio di pantaloni. Infatti di sicuro i pantaloni, eccole qua, quelli della PC, vai mona. Gli AirTag sono questi ragazzi, vanno solo con gli iPhone credo, no, forse vanno anche con altri telefoni tramite app. Comunque vabbè, informati, è una cosa molto interessante. Io l'avevo già spiegata, però non saprei tirarti fuori il video. Eventualmente su YouTube scrivi AirTag e senti cosa sono. Sono a 14 km dalla Slovenia e il gasolio adesso è 1,3 qualcosa, da noi è tipo 1,8. Anca massa ragazzo, anca massa. Ok, ci sono stati 70 litri, quindi il serbatoio di Pullman dovrebbe essere di 90 litri ad occhio. Non faccio mai il pieno, lo faccio solo quando vengo in Slovenia, vedi, grazie al cazzo. Oppure vabbè, quella volta in Spagna, a Barcellona, perché dici poi c'è la Francia che è cara impestata e allora ti fai il pienazzo. Ugan, Maron! Mi raccomando, metti sempre le cinture quando entri, perché nei confini c'è sempre la nostra polizia o guardia di finanza. Cioè sempre, scusa, no, ho detto una mezza cazzata, volevo dire molto spesso. Magico, guarda che bello, sei sopra l'Isonzo ragazzo, virtualmente assieme al Singano. Come dove stiamo andando? A Mossa, provincia di Gorizia. Come cosa c'è a Mossa? E c'è sto bellissimo parcheggio per i camper attaccato al ruscelletto e alla ciclabile, che è bellissima da fare anche a piedi, e sei a 1 chilometro. A parte te l'avevo già puntinato ragazzo, vattene le puntate vecchie. No, c'è da bestemmiare, si sono messi nei posti camper, hai capito? E siamo a 1 chilometro dal confine con la Slovenia e anzi sono le colonnine adesso, ma secondo me non funzionano. Il problema è che questi 4
rincoglioniti hanno parcheggiato qua. Io potrei parcheggiare qui volendo, sì dai. E vabbè, mi gasso là il pulmino, ho aspettato un'ora, no qui non si entri, dove c'è tra la rossa e la bianca c'è il coso per terra, non puoi assolutamente entrarci, c'è 1,60 m di spazio. Minchia, guarda, fermo, guarda che casa, fighissima, sembra tipo un castello. Bene, il Cayenne, ho visto le telecamere del pulmino da remoto, con un po' di acrobazie è riuscito a uscire per un altro parcheggio. Bene, adesso vado a mettermi nel mio parcheggio, che è parcheggio dedicato ai camper, no ai Cayenne. La roba grave è che ci sono 3 cartelli, no 3 cartelli addirittura in un'area camper così piccola, che ricordano che là che vai i camper e basta e non mette auto. Incredibile. Vabbè, caffoni a parte, questo sarà il mio ufficio e questo qua farà il giro per i campi per uscire e non capivo che cazzo ragazzi. È bello il lato comico della situazione, quando la macchina quella di qua, perché hai visto prima se ne stava andando, hai già sentito che iniziano a rompere i coglioni stile il camper e uno gli ha detto ma un'area camper, cioè, adesso mi vago in stazione dei treni e mi lamento che i treni in rotaie. Dio caro, guarda, ti sei modi di mettere i treni in rotaie. Ciao, scusa, cosa si prova ad avere un fidanzato che si macchia di continuo? Vedi, se io fossi un full timero al quale non piace la vagina, d'inverno, quando ci sono poche ore di luce solare, andrei a farmi l'area camper tour, ok? Cioè farei il giro delle aree camper 3-4 giorni su una, dopo vado sull'altra, eccetera, eccetera. E lavorerei un po' così, spostandomi così. Andando nelle aree camper, aspetta, forse non tutti lo sanno, ma noi in Veneto, in Friuli, anche per carità in qualche altra regione d'Italia, però in Veneto e in Friuli siamo strapieni di aree camper gratuite e molti hanno anche la corrente, porca miseria. Quindi, hai capito, problemi di corrente non ce ne sarebbero, idem di acqua, eccetera. Sarebbe praticamente come vivere in una casa vera e propria, perché di solito il camper, sai, il limite è il discorso dell'acqua e dell'elettricità. Per l'elettricità si parla tanto, dopo vedo gente che sta dentro con la luce spenta per risparmiare corrente, e per l'acqua sì, ci sono tanti spazzoni che dicono l'acqua è poca, bisogna cosare, eccetera. No, è poca un cazzo, cioè, che sia le camper, che sia i rubinetti in giro per il mondo, che sia i cimiteri e c'è l'acqua, che sia anche gratis, lavete, Dio caro. Te pensavi che era finito il video? No, volevo descriverti l'area camper, ok? Ai pochi che hanno voluto ascoltarsi la musichetta di finale, di solito metto insomma anche bella musica, belle canzoni, quindi dovrebbe essere apprezzata sta roba, vabbè, ma non dilunghiamo. Volevo farti vedere un po' a 360 gradi l'area camper, non è assolutamente niente di che, va benissimo per una sosta, il carico e scarico funziona, il supermercato che ti dicono che è attaccato non esiste più, ci sono tanti negozi con scritto vendesi, è un paese un po' smottino, però è comodo perché è vicino appunto al centro storico, è piccolissimo, è estremamente piccolo, però è bello, è bellissimo fare la passeggiata lungo l'Isonzo, a quello si dà un bel 10 o un 9 ciapa, ecco, giusto per non strazzarla, e è comodo se i cani parcheggiare qui in quanto hai anche il parco proprio attaccato al camper. Basta.